Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo il 6 luglio 2017 e siamo a Spa-Francorchamps, il circuito delle Ardenne. E Fiori, voglio assolutamente la prima posizione con Antonov. Il consumo gomme è basso, quindi gomme è basso, carburante è alto però. Andiamo a vedere un po' i componenti, facciamo vedere un po' sta cosa, i componenti non sono male, perché comunque abbiamo 137 di prestazioni per Anton, 134 per la Vanane, 94-79 di affidabilità, qua 189, 198 e 187 con 80 89 di affidabilità, 208 e 191 con 79 di affidabilità, 223 e 216 con 91 e 74 di affidabilità. Chiaramente l'affidabilità è per Antonov. Boh raga, andiamo, ci vediamo dopo le prove libere. Abbiamo un saldo in rosso di 4 milioni e 100, questo è un po' il rischio, però sono fiducioso. Ok ragazzi, le prove libere sono andate così, quinto Antonov, 11° Dirk lo sto sviluppando bene, secondo me può diventare un buon pilota. Cristiano De Oeste è fenomenale, una gran macchina, ma anche lui è molto forte. Allora, ragionamos. Purtroppo ho sviluppato poche conoscenze in queste prove libere. Assetto gara 5%, eliminiamo. Slot vuoto, 5%. Le gomme medie non ci sono, allora vai di pit stop. Sfruttiamo pit stop veloci con la Vananen. Oh madonna. Beh, la Vananen tutto bene. Il carico, vedi il carico qua. Bisogna solo cambiare il carico. E ritenere la velocità massima. Ok. Perfetto. Scelta delle gomme sono 22 laps. 22 partiamo, per dire di partire. Tutti partono con le super soft. Vai, partiamo con le super soft. Quanti giri fanno, scusate? 13 laps. 13 laps. Andiamo su 13 giri. Qua il consumo carburante è molto elevato. Gomme poco, ma carburante tanto. Ok. Non lo sbagliare. Si è giusto. Dai, vaffanculo. L'assetto qua va bene. Scelta delle gomme per la Vananen. A sto punto facciamo un'altra strategia per la Vananen. 14, 16 laps. Ok, mettiamo 15. Strategie diverse, almeno per provare. Vai, arancione, arancione. Arancione, arancione. E si parte ragazzi, Gran Premio delle Ardenne. Antonov deve assolutamente stare davanti ai primi, Vai. Vai Fiori che si parte, Gran Premio delle Ardenne, vai! Vediamo cosa ci combina Antonov. Banana in decima. Antonov 14°. Adesso appena ci sistemiamo un attimo mettiamo il carburante basso, chiaramente perché non voglio rischiare. La Vananen è nona. Mamma che casino. No, ho sbagliato, scusate. Ok. E ok, stiamo su medio. Partiamo tranquilli per poi andare più veloci dopo. Alziamo le gomme piuttosto. Per il momento. Attenzione, inizia a piovere. Prevista pioggia leggera però. Dai ragazzi, leggera pioggia qua alle Ardenne. Settima la Vananen, brava Vananen. Attenzione però, Cioè, già temporale forte comunque. Però è previsto, sì, dopo va via però teoricamente. La Vananen ottava. Aspetta un attimo a montare l'intermedio. Qua mi dà che finisce la pioggia.
Io aspetterei sinceramente. Banana in 13esima. Spingiamo di più adesso. Banana in 14esimo. Antonov 16esimo. Non stiamo andando proprio benissimo. Dai ragazzi, sveglia. Dai raga, dai raga. 18 giri alla fine. Banana in 13esima. Antonov 15esimo. Tanto la pioggia è finita, non sono servite chiaramente le gomme intermedie. Dai veloci raga, dai veloci. Safety car virtuale. È durata pochissimo. Incidente per Arbeloa, fuori dai giochi il piccolo Arbe. Dobbiamo tenere le gomme che con Antonov le ha consumate tanto. Antonov non è in un gran momento, non c'è niente da fare. Dai, siamo tutti vicini, cazzo. Siamo tutti vicini, a parte il primo, ma la Santana è in fuga, raga. La Santana è veramente in fuga. Diamo tutto adesso. Diamo tutto con Antonov che se va ai box, Antonov, La Banana forse può tenere un altro giro. Pit stop. Allora, il buon Antonov. Mancano 16 laps, me li può fare tutti, sì. Carburante. Ok, stiamo larghi. Pit stop veloce. E andiamo. Dai Antonov vai box veloce. La postiamo su alta alta. Vediamo la Vananen. Ok, esce fuori Antonov 17esimo. La Vananen è quinta. Ok. Dai Vananen. La Vananen la mandiamo ai box al prossimo giro. Adesso la Vananen deve dare tutto in questo giro. Seconda la Vananen. Andiamo ai pit. Ancora mancano 14 giri. Carburante. Dobbiamo stare larghi, non mi interessa. Componenti, ok. Pit stop veloce. Vai Vananen, spacca i culi adesso Vananen. Antonov 14esimo. Le gomme sono molto andate. Le gomme sono andate. Dai box, eccola qua. Vai Vananen. La Vananen, mamma mia, la Vananen è crollata al nono posto, fioi. Decima. Ok. Ci stiamo su Antonov che è 14esimo. Vananen 12esima. Ok. Antonov dobbiamo tenerlo così, ma non ci siamo proprio, ragazzi. Non ci siamo proprio. Non ci siamo, ragazzi, purtroppo. 12esimi e 14esimi, molto molto male. Mettiamo alto anche la Vananen. Dai Vananen, dai Vananen. I primi sono in fuga, ragazzi. I primi sono in fuga. De Oeste settimo. Decima la Vananen, 13esimo Antonov. Problemi di usura però per
Per la banana, un problema che non mi aspettavo, sinceramente. Dai Antonov, problemi per la banana comunque. Decimi, undicesimi. Antonov deve tenere le gomme, deve fare questo miracolo. Non me mancano ancora tanti giri però. I primi sono davvero in fuga. Gara difficile anche questa, la banana è proprio in crisi, eh. Antonov è quinto. Banana in settima. Dai ragazzi, crediamoci, crediamoci. Ma 57% di gomme, il 48% per la banana. La banana la mandiamo ai box. Cambiamo di nuovo strategia, mancano. Ok, mettiamo così. E proviamo con le super soft. Stiamo su Antonov. Antonov invece deve rimanere, deve tenere le gomme assolutamente, Antonov. Stiamo su risparmio e vediamo. Ok, Antonov sempre quinto. Banana in sedicesima. Mamma mia, sarà durissima ragazzi, siamo tutti così davanti, hanno tutti lo stesso problema. Banana in sedicesima. Quarto Antonov a 6 giri dalla fine. Mamma mia, le stiamo risparmiando, speriamo Fioi, speriamo. Antonov quarto. Purtroppo c'è la Cavalcanti è terza. De Oeste decimo. Banana in quattordicesima. Dai Vananen, tira Vananen. La Vananen deve recuperare adesso. Vai, mettiamo al massimo la Vananen a 5 giri dalla fine. Antonov sempre quarto. De Oeste, fastest lap di. Vabbè, non voglio dire niente ragazzi, sono troppo teso. La banana sta tirando, vediamo se è possibile fare qualcosa. Le gomme se ne stanno andando ragazzi, eh. Ricomincia a piovere, incredibile. Ricomincia a piovere, incredibile. Antonov viene superato. Non rompere i coglioni Vananen. Mamma mia, è durissima adesso, è durissima. Piove, eh? Piove bene. Non rompere i coglioni. Sempre quinto, Antonov a 3 giri dalla fine. Le gomme sono finite per tutti davanti a parte per la Dreyfus. No, cazzo, il carburante è a rischio adesso. Ai ai ai, il carburante è a rischio. Il carburante è molto a rischio, ragazzi. Porca puttana. Un problema meccanico per la Vananen, molto bene. La Vananen è andata. Un giro e 23, mamma mia come stiamo rischiando.
Carburante scarso, Fiori, Mamma mia. Ti prego, Antonov, tieni la quarta posizione. La Cavalcanti ha finito il carburante. Questa è una buona notizia. Antonov è terzo. Antonov è terzo, proviamoci. Secondo Antonov, incredibile. Secondo Antonov, alla fine la Vanane sinceramente non mi interessa più in questo momento. Antonov è secondo, ti prego. Vince Fox, ma Antonov sarebbe fondamentale questa, vince Molly Fox che è fortissima. Ma Antonov arriva secondo. Ci siamo ancora per il mondiale. Il problema è i costruttori, che siamo messi malissimo. Non l'ho più cagata la Vananen. No, un problema meccanico comunque, un problema meccanico. Vabbè. 18esima. Anzi, 19esima. Mamma mia. Per la costruttori sarà dura. Molly Fox è devastante, ragazzi, E la S-Food però Antonov un secondo posto alla fine è incredibile. Ho fatto una strategia perfetta con Antonov. Con la Vanalen un po' meno. Però vabbè, insomma, io penserei che il primo pilota... Porca, adesso dai, Molly squalificata, ti prego, dammi la gioia. Dammi la gioia. Sì! E vinciamo la gara! E la vinciamo! Pesantissima questa, è 18esima la Vananen. Quanto godo. Grandissima vittoria per Antonov, seconda vittoria nel campionato. Siamo a 3 punti dal primo posto, ragazzi, ci voleva questa, Yes! Quarti nella pilota, qua però, ragazzi, nella classifica costruttori, ne sanno fatica. Alla fine che voglio promuovere Dirk se non trovo un pilota forte. Grande vittoria, ragazzi, grande vittoria, come godo, che libidine, l'avevo detto, Molly squalificata, e siamo a 3 punti dal primo posto, la. Mamma mia, raga, mamma mia, comunque sta migliorando il nostro Oliviero. Sta migliorando un pochino. Buono. Bene, ragazzi, siamo veramente a 3 punti, siamo a 3 fottutissimi punti. Vediamo una cosa però. Vedi, mi dà 2 vittorie chiaramente. Perfetto, quindi me la conta come la vittoria. Molto bene, molto bene. Dai, abbiamo veramente un bel curriculum. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Mondiale super aperto, bellissima la squalifica di Molly che però rimane in testa. Raga, alla prossima, ciao!